piano del Ministero, nuove regole per riscaldamento in fabbriche e case e uso di elettrodomestici, impulso ai rigassificatori, per ora misure volontarie, le imprese piccolo passo in avanti, ma non basta. Pubblicizzavano prezzi più bassi di quelli fatti pagare effettivamente ai clienti, 11 distributori di carburante nel veneziano individuati dalla Guardia di Finanza. Piatti più semplici che richiedono meno cottura. Alcuni ristoranti corrono ai ripari, cambiano i menù per risparmiare sui costi dell'energia. Il racconto dell'Associazione Padovana Pubblici Esercizi. Tragedia a Montecchio Maggiore, 56enne titolare di un maneggio muore folgorato per aver toccato un cavo dell'alta tensione con un'asta metallica. Stava tentando di togliere un nido di insetti da uno dei silos. In fiera al Padova al via il test di selezione alla facoltà di medicina e chirurgia del Bo, oltre 3.000 gli aspiranti studenti per 455 posti disponibili. Intanto la direttrice Daniela Mapelli è lapidaria sul dibattito attorno all'abolizione del numero chiuso chiesto da tempo a gran voce dal governatore Zaia. Chi la propone dice fa pura demagogia. A poco più di una settimana dal loro matrimonio, Federica Pellegrini e Matteo Giunta, grandi protagonisti sul red carpet del Lido di Venezia, ci raccontano i loro progetti futuri. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali. Questi dunque i titoli di questa sera, ma apriamo presentandovi subito il sondaggio. Il quesito al quale vi chiediamo di rispondere è questo che vedete ora in sovrimpressione: immigrazione, la soluzione è il blocco navale? Se la risposta è sì, il numero è lo 0422 16 26691. Se la risposta è no, il numero è lo 0422 16 26690. La chiamata è gratuita. L'esito del sondaggio questa sera nel corso di Ring. E dopo diverse anticipazioni oggi è realtà. È stato infatti pubblicato il piano Cingolani per il risparmio energetico, meno un grado per le utenze domestiche, si scende a 19 gradi, 17 invece per le fabbriche. Le misure sono volontarie, per il momento nessuna sanzione è prevista, ma l'impressione è che non ci siano comunque alternative, visto che la situazione geopolitica, se possibile, si sta complicando. Eccolo dunque il piano Cingolani, la strategia per il risparmio energetico che da qui ai prossimi mesi riguarderà davvero tutti, ciascuno chiamato a fare la propria parte, con l'esclusione di fatto di strutture sanitarie e case di riposo. Tra le misure previste la riduzione di un grado per il riscaldamento degli edifici, comprese le abitazioni private. La temperatura qui si fissa a 19, 17 per quelli industriali e artigianali, più o meno 2 gradi la fascia di tolleranza. Per tutti si riduce di 15 giorni il periodo di accensione. Per Treviso, che si trova in fascia E, per esempio, come buona parte del Veneto, si va dal 22 ottobre anziché dal 15 e fino al 7 aprile. Questo è un piccolo contributo che possiamo dare nel risparmio. Certamente ci vuole anche una vigilanza perché sia praticato, e questo lo rende difficile. Sta tutto nella responsabilità degli italiani e delle imprese. È certo comunque che già le imprese a loro tempo nei capannoni, insomma, le temperature non sono da appartamento, ecco. Di fatto in tanti, piano Cingolani o no, già stanno stringendo la cinghia con l'esplosione dei prezzi che rischia di diventare un'esplosione di rabbia. Vediamo ormai che certi bar aprono solo al mattino perché il pomeriggio c'è meno gente, costa di più, e quindi e poi stanno montando la protesta perché arrivano segnali da tantissime parti che vogliono organizzarsi per delle proteste perché non se ne può più con queste bollette. Al di là del riscaldamento, il governo andrà a promuovere comportamenti intelligenti sul consumo di gas ed energia elettrica. Si preannuncia una massiccia campagna di comunicazione, dall'inserimento della funzione basso consumo nei frigoriferi al distacco della spina di alimentazione della lavatrice quando non in funzione, un piano volontario che si aggiunge a macroazioni in ambito energetico come il riempimento degli stoccaggi nazionali e la massimizzazione delle infrastrutture disponibili con aumento della capacità nazionale di rigassificazione. Bisogna mettere mano effettivamente a quali che sono le condizioni che un paese industriale deve avere, certezza nei rifornimenti, e i piani di sfruttamento del gas devono essere accelerati, dare una corsia preferenziale a tipo Morandi in modo tale da poter quanto prima sfruttare il gas che abbiamo nella pianura padana o nell'Adriatico.
Aumenta il prezzo del gas, aumenta il prezzo del carburante, ce ne accorgiamo tutti noi andando a far benzina. Ebbene, durante dei controlli la Guardia di Finanza di Venezia ha portato a scoprire che 11 distributori del veneziano dichiaravano al Ministero prezzi differenti da quelli effettivi. Rischiano ora una sanzione fino a 3.000 euro. 11 distributori di carburante a Mestre, Jesolo, Salzano, Musile di Piave, Mira, Cavarzere e Chioggia pubblicizzavano prezzi più bassi di gas, benzina o gasolio rispetto a quelli effettivamente praticati ai clienti. Ci sono sia le cosiddette pompe bianche, ma ci sono anche gestori di note catene di distribuzione. L'indagine delle Fiamme Gialle veneziane che hanno intensificato i controlli sul territorio, in questo caso 30, arrivando a scoprire manovre speculative e anticoncorrenziali dei gestori a danno dei consumatori. Si è trattato di riscontrare un'irregolare comunicazione di quelli che sono i prezzi praticati da appunto i vari distributori controllati. E quindi i controlli sono stati indirizzati sotto due aspetti principali. Il primo appunto teso a verificare che i prezzi venissero correttamente pubblicizzati tramite le tradizionali cartellonistiche esposte e quindi visibili dalla carreggiata, e sia all'interno proprio delle aree di servizio, e che quindi il consumatore venisse adeguatamente informato rispetto al prezzo praticato. Sono state contestate anche violazioni come l'omessa comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico dei prezzi praticati dal distributore attraverso il portale Osserva Prezzi Carburanti. Magari non tutti lo sanno, ma sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico esiste l'osservatorio prezzi carburante che permette a tutti i consumatori di verificare in tempo reale quali sono i prezzi praticati per regione, per provincia, e il nostro compito quindi è quello di andare a verificare che i singoli esercenti siano tempestivi nel comunicare appunto l'aggiornamento dei prezzi al Ministero dello Sviluppo Economico. I gestori rischiano una sanzione fino a 3.000 euro in base alla gravità dell'illecito. Se si pensa comunque al fatto che si tratta di piccoli esercenti, la sanzione non è irrisoria, e questo proprio perché si ritiene che sia importante, specie in un momento come questo dove sappiamo bene quanto i prezzi del carburante vadano a incidere sul portafoglio dei contribuenti, che gli stessi siano adeguatamente appunto informati e che tutti quelli che sono gli strumenti legislativi per tutelarli vengano adottati. E di fronte al caro bollette ci sono ristoratori che cambiano il menù dei propri locali per risparmiare. Ho parlato con un ristoratore che mi ha detto: guarda, io metto alla carta dei menù più semplici, con piatti costituiti con meno ingredienti, dove richiede magari una cottura, meno cottura, ma quelle sono tutte, diciamo, tecniche di difesa di retroguardia. La cosa fondamentale per noi è fare riuscire a rientrare il costo dell'energia in quelli che erano i canoni di normalità 2019, 2020, 2021. Tutto quello che diciamo che può fare il singolo imprenditore sono appunto tattiche di sopravvivenza che possono avere validità ma nel breve periodo. Ristoratori costretti a fare anche questo, ridurre gli ingredienti dei piatti, scegliere cotture brevi. Per fronteggiare il caro energia non basta più abbassare le luci e ridurre i consumi dei condizionatori, bisogna anche spegnere i forni, spiega il segretario di EAPE Filippo Segato, ribadendo l'invito agli esercenti padovani di aderire alla manifestazione prevista per domani davanti al Tribunale, con ristoratori, pasticceri e baristi che consegneranno simbolicamente gli strumenti del mestiere per testimoniare le difficoltà che stanno affrontando. Siamo veramente nel mezzo di un'economia di guerra. È una guerra che non si combatte sul campo con i soldati e con le pallottole, ma è una guerra che si combatte dentro i nostri pubblici esercizi, dentro i locali, dentro le imprese, con fatture, mutui da pagare, banche che non concedono ulteriori finanziamenti. Un ulteriore messaggio chiaro alla politica, qualora ce ne fosse bisogno, per invitare a prendere provvedimenti e scongiurare una crisi sociale. Aumentare i prezzi nel momento in cui gli stessi cittadini, inflazione, ricordo, ormai sta viaggiando verso il 10%, gli stipendi non sono naturalmente aumentati in questa cifra, nel momento in cui i cittadini hanno difficoltà ad arrivare alla fine del mese, l'ultima cosa che gli esercenti vogliono fare è aumentare i prezzi. Tragedia sul lavoro in un centro ippico di Montecchio Maggiore nel Vicentino. Il gestore è stato colpito da una scarica elettrica mentre operava sopra un silos del maneggio.
È morto praticamente all'istante questa mattina Mariano Barban, 56 anni, rinomato gestore del centro ippico in via Carbonara a Montecchio Maggiore. L'uomo, secondo una prima ricostruzione dei fatti, era salito poco dopo le 9 sopra un silos contenente il mangime per i cavalli all'interno del maneggio. Pare fosse intenzionato a rimuovere un nido di insetti sulla sommità della struttura a 5 metri di altezza. Nell'operare con un'asta metallica avrebbe però inavvertitamente toccato i fili elettrici della linea a media tensione che attraversa la tenuta e che erano sospesi a poca distanza proprio in corrispondenza del silos. Immediato è scattato l'allarme e l'arrivo dei medici del SUEM, dei vigili del fuoco, dei carabinieri e del personale dello Spisal. Prima di tutto però è stato necessario l'intervento dei tecnici dell'Enel che hanno staccato la corrente e messo in sicurezza la linea. Purtroppo quando i soccorritori hanno raggiunto l'uomo rimasto riverso sul tetto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. L'esatta dinamica dell'incidente è ora al vaglio degli investigatori. Voltiamo pagina, andiamo in fiera a Padova per il test di selezione alla facoltà di medicina e chirurgia del BO. Oltre 3.000 gli aspiranti studenti per 455 posti disponibili. Abolire il numero chiuso a questa facoltà è pura demagogia, ha detto la rettrice Daniela Mapelli. Dire di voler togliere il numero chiuso a medicina tout court, se mi permettete, forse è un po' demagogia e populismo, perché se solo date un colpo d'occhio a questa sala ci sono più di 3.000 studenti che vorrebbero accedere a medicina, ma a questo punto per noi 3.000 studenti non saremo assolutamente in grado di dare una didattica di qualità, e io penso che tutti quanti noi vorremmo poi, quando arriviamo ad aver necessità di un medico, a volere un medico che abbia studiato con una qualità eccellente. La rettrice chiude la polemica e la propaganda con numeri e spiegazioni. A Medicina di Padova non ci sarebbe posto per gli oltre 3.000 giovani che aspirano a frequentarla e il cui percorso di studi durerebbe 11 anni. E poi, se si vogliono aumentare i numeri, ci vuole un forte investimento, perché occorrono più docenti, più aule, più laboratori. I giovani che hanno partecipato al test in fiera, pressoché tutti classe 2002 e 2003, hanno dovuto rispondere in 100 minuti a 60 domande di logica, comprensione e conoscenze acquisite negli studi, biologia, chimica, fisica e matematica. Tornando al numero chiuso, al BO ricordano che è il Ministero a stabilirlo. Una discussione sui numeri, sulla consistenza del numero programmato è sempre molto interessante, è utile, si prende coscienza magari di possibili aggiustamenti. È una programmazione molto importante da fare, molto delicata e anche che deve avere una certa dose di preveggenza. Dunque, oltre 3.000 gli studenti in coda al padiglione 7 della Fiera di Padova con le loro ansie, le loro aspettative per il futuro. Prima però bisogna superare il test di ammissione alla facoltà di medicina, cambiato nei contenuti rispetto allo scorso anno. Sentiamo le loro voci. Io sono di Venezia, Mestre. Prima volta che prova? Prima volta che provo. Avrebbe un'aspirazione di che specialità puoi fare? Non ho ancora in mente una specialità in specifico, però ho 6 anni davanti a me, quindi... Ha tempo per pensare? Ho tempo per pensarci. Si aspettava tutta questa gente, un po' di ansia? Vai, ma è una cosa che magari ha già vissuto. L'ho già vissuta, esatto, come esperienza. Quindi. E spera di fare a Padova medicina? Come prima sede Padova, sì. Un po' la parte di cultura generale e di logica che magari poteva un po' aiutare anche coloro che non hanno fatto un liceo comunque scientifico, di quell'impostazione è stata un po' tolta. È stata aumentata la parte di matematica, però se si studia, se si vuole comunque passare, alla fine si trova anche il modo per superare questi piccoli ostacoli che possono esserci dopo la preparazione liceale o comunque della scuola superiore. Io vengo dal liceo linguistico, quindi magari la preparazione non era ottima, diciamo, per il test, quindi quest'anno ci siamo esercitati di più, ci abbiamo dedicato più tempo e quindi speriamo vada bene. A 6 anni come si vede che ha già un'idea della specialità? Penso o oncologia o dermatologia. E da dove venite? Da Belluno. Prima volta? Sì, la prima volta. Un po' di ansia? Ma per ora non troppa, dopo dentro credo proprio di sì. E questi quiz con meno cultura generale e più materie scientifiche sono una cosa positiva secondo lei? Forse sì, perché molte domande di cultura generale poche persone avrebbero saputo rispondere. Dopo aver finito la maturità ho incominciato a studiare subito
e venendo da un liceo scientifico diciamo che la parte di biologia e chimica, ma anche matematica e fisica avevo già quasi fatto tutto, quindi è stato solo un grande ripasso. E hanno cambiato un po' i test, quindi meno cultura generale, più materie scientifiche, infatti bene, infatti male. Per me male, perché io cultura generale insomma me la cavavo, però perché avendo fatto il classico non ho così una base scientifica così tanto solida da poter essere tranquilla a affrontare questo test, quindi non lo so, o la va o la spacca. È morto nella notte Rocco Sciarrone, per molti anni direttore del servizio igiene, alimentazione e nutrizione dell'USL 16 di Padova. Negli anni 2000 aveva ricoperto lo stesso incarico anche all'ULSS di Venezia. Sciarrone aveva 68 anni, nato a Gioia Tauro in Calabria, si era laureato in medicina e chirurgia all'Università di Padova dove viveva. Era sposato con Giusy Bonavina, direttrice generale dell'USL di Vicenza. Dopo essere stata direttrice dello IOV, Sciarrone lascia 3 figli. È il momento di fermarci per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta con la politica e la corsa alle elezioni del 25 settembre. Ieri Matteo Salvini a Treviso ha rilanciato il tema dell'autonomia, ma il Movimento 5 Stelle non ci sta e, afferma il trevigiano Maurizio Mestriner, è lui il nemico numero 1 dell'autonomia. È per merito di Salvini che è andato a fare festa al Papete in spiaggia mentre il resto del governo lavorava a Roma e ha fatto cadere quel primo governo Conte e è stato quindi lui a mettere un primo freno al percorso dell'autonomia. Per il Movimento 5 Stelle il nemico numero 1 dell'autonomia del Veneto è Matteo Salvini, parola di Maurizio Mestriner, candidato trevigiano dei Grillini, all'indomani del comizio in Piazza dei Signori del leader della Lega, che prima ha parlato di battaglia sacrosanta, poi ha annunciato nel caso di insediamento di un governo di centrodestra l'ok alla legge quadro sull'autonomia per il 22 ottobre, a 5 anni esatti dal referendum. Una gigantesca fake news, dice Mestriner, che ritorna alla fine del primo governo Conte, quello giallo-verde. L'autonomia lì era a portata di mano. Il ministro era Erika Stefani, si era già preso una buona strada, le carte procedevano come dovevano e quel bel faccione ha deciso col suo bel mojito in spiaggia di mandare tutta all'aria. Poi il ministro successivo Boccia ha comunque ripreso i temi. La strada era ben intrapresa di nuovo e purtroppo, so per certo che le cose sono state poi bloccate dall'emergenza pandemica. Movimento 5 Stelle che dalla Lega non accetta lezioni nemmeno in materia di sicurezza. Su tutti il tema dell'immigrazione che va gestito. Non servono decreti sicurezza né blocchi navali. Mestriner porta un caso noto a tutti i trevigiani. Non gestirlo, ti ritrovi poi qui a Treviso il parcheggio al centro Appiani, che è un dormitorio, ma non da oggi, è da anni così. Da anni che a Treviso quel parcheggio è un dormitorio. Perché? Perché purtroppo diventano dei fantasmi quando li tratti da immigrati senza volerli gestire. La coalizione centrista di Azione Italia Viva ha presentato oggi a Belluno i suoi candidati all'uninominale di Camera e Senato. Più che di terzo polo preferiscono parlare di un nuovo modo di fare politica per una Italia forte. Paola Bergamo e Marco Griguolo sono i candidati all'uninominale rispettivamente di Senato e Camera in rappresentanza della coalizione centrista Azione Italia Viva, che agli elettori chiede di votare con la testa e non con la pancia. Bergamo, imprenditrice veneziana nel settore delle relazioni pubbliche e sportive, è molto legata alla montagna. A Cortina dal 2012 al 2019 ha diretto l'omonimo tennis club. Conosco bene le difficoltà del territorio del bellunese e anche della montagna. Belluno è una città splendida, è una città dove la qualità della vita è molto alta, ma basta uscire dal territorio per rendersi conto, soprattutto nelle zone di montagna, i problemi che si incontra. Il territorio è fragile, il territorio è delicato, ci sono problemi di natura idrogeologica, ci sono i problemi dello spopolamento della montagna e quindi è importante
vuole intervenire su questi problemi che io ho molto a cuore e che naturalmente saranno un punto prezioso di quella che potrà essere la mia attività. Marco Griguolo, avvocato milanese, figlio del compianto capo della Procura di Belluno, Gianni Griguolo, ha un profondo legame con la provincia. Azione Italia Viva è la novità di questa sfida elettorale. Noi abbiamo fatto un programma con proposte serie, concrete, ma soprattutto realizzabili. Il mio percorso in questo territorio non guarda al passato, ho una storia che parte dalla metà degli anni 90 e continua, è presente, ma soprattutto sarà anche futura. Sto valutando il trasferimento in questa città. Mi impegno comunque ad essere presente sul territorio perché mi sto rendendo conto che la realtà montana merita un'attenzione particolare giorno per giorno che, se verrò eletto, porterò nell'agenda politica del Parlamento, ma ovviamente sarà poi da portare quotidianamente come ascolto sui territori. E a Padova si sono presentati i candidati del partito Italexit. La sfida è quella di far tornare le persone a credere in qualcosa, in un nuovo modo di fare politica, fuori dai modelli dei vecchi partiti. Si sono presentati così 3 dei candidati al Parlamento per il partito Italexit, che fa riferimento a Gianluigi Paragone. Tra gli obiettivi esposti da Giovanni Fraiese, medico sospeso dall'ordine, una commissione d'inchiesta sulla gestione della pandemia e sugli effetti a lungo termine della vaccinazione di massa. La scienza non si fa ignorandola, come hanno appena fatto per esempio approvando il nuovo booster cosiddetto bivalente senza neanche uno straccio di ricerca sugli esseri umani. La stessa cosa che hanno fatto andando a vaccinare le donne in gravidanza senza che in realtà ce ne fosse né la sperimentazione né l'indicazione. Il focus del partito è quello invece di dare una verità completamente diversa e delle idee coraggiose e apertamente differenti da quello che è il pensiero di Draghi o delle persone che lo sostengono. Il Covid tornerà a ottobre, ha detto con certezza Fraiese, molto critico anche verso il collega Andrea Crisanti. Personaggio in realtà più complesso di quello che sembra, che ha sul suo curriculum come progetti attivi dichiarati per esempio una collaborazione con la Bill e Melinda Gates Foundation e quindi una connessione in diretta con la Gavi Alliance e allo stesso tempo ha fatto progetti di ricerca ancora attivi per la DARPA, che non so se sapete cos'è, ma è l'ente di sicurezza più importante che c'è negli Stati Uniti dove vengono sviluppate le armi tecnologiche del futuro. Quindi un quadro, oltre alla tessera del PD per esempio presa da quanto ha dichiarato lui stesso anni fa, che in realtà rendono l'operato molto di tipo ideologico e molto poco di tipo scientifico. Presenti anche le candidate al Senato per il Collegio di Padova, Francesca Conz, medico odontoiatra, e Lina Manuali, giudice a Pisa. Alla presentazione alla stampa, tra il pubblico alcuni esponenti dell'estrema destra padovana. A poco più di una settimana dal loro matrimonio celebrato nella chiesa di San Zaccaria Venezia, Federica Pellegrini e il marito Matteo Giunta sono tornati in Laguna e hanno sfilato sul red carpet della mostra del cinema di Venezia. In un'intervista esclusiva ci hanno raccontato i loro progetti futuri. A pochi giorni dalle loro nozze, definite il matrimonio dell'anno, la campionessa di nuoto Federica Pellegrini e suo marito Matteo Giunta sono tornati protagonisti e hanno rubato la scena ai grandi divi del cinema sul red carpet della mostra. Federica ha ricevuto un prestigioso riconoscimento al Filming Italy Best Movie Awards. È stata una serata incredibile, poi io devo dire sono molto onorata di essere stata premiata per il mio docufilm Underwater, perché in un ambiente come questo, magico per il cinema italiano, essere premiata comunque per un docufilm sportivo è una grandissima soddisfazione, quindi molto molto felice. Sei qua con tuo marito, com'è andata questa prima settimana da marito e moglie? Fa sempre strano mio marito, è una settimana che ce lo diciamo e ci fa sempre molto strano, ma nel senso positivo, quindi è volata, una settimana, ce l'hanno detto sabato mattina, ci hanno detto è già passata una settimana, come una settimana, sembrava veramente ieri. Un'onda lunga di emozioni, è finito troppo presto e abbiamo ancora nella mente vivide queste sensazioni di questo bellissimo giorno e credo che
rimarrà lì ancora per molto. Il nuoto azzurro sta vivendo un momento d'oro. Io ero a Roma, è stata una settimana incredibile, sia per il nuoto in generale che anche per Matteo, perché comunque ha portato 4 atleti e di quei 4 atleti diversi l'uno dall'altro, in stili completamente diversi l'uno dall'altro, sono riusciti a prendere 3 su 4 la medaglia e la quarta sfiorata veramente per pochissimo. È stata un'annata incredibile. Partita in realtà da Tokyo, dalle Olimpiadi, e questa positività, questa eccellenza è stata mantenuta durante tutta la stagione, con un mondiale a Budapest straordinario e un europeo in casa a Roma che è stata un pochino la ciliegina sulla torta. Un saluto a tutti i telespettatori di Antenna 3. Ciao! In chiusura vi ricordo l'appuntamento questa sera con Ring, in diretta a partire dalle 21:15 su Antenna 3, ospiti Gianluca Schiavon di Unione Popolare, Bruno Cacciavillani di Azione Italia Viva e poi Andrea Causin di Noi Moderati, Flavio Tosi di Forza Italia, Marco Bonet del Corriere del Veneto e Alberto Ruggin di Più Europa. È davvero tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata. Ben ritrovati al meteo. La pressione atmosferica torna a diminuire. Mercoledì 7 settembre il tempo sarà ancora buono, ma andrà via via peggiorando. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la giornata sarà caratterizzata dalla presenza del sole. Nelle ore pomeridiane cielo irregolarmente nuvoloso con isolati temporali in montagna. Nella notte poi tra mercoledì e giovedì piogge un po' su tutta la nostra regione. Temperature stazionarie minime tra 16 e 22 gradi, massime invece tra i 26 e i 31 all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso avremo un ampio soleggiamento fino al pomeriggio, poi più nubi e precipitazioni diffuse. Temperature minime tra 19 e 23 gradi, massime sui 28-30 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, inizialmente anche in questo caso sarà soleggiato, poi via via più instabile con temporali possibili un po' dappertutto. Temperature minime intorno ai 15-18 gradi, massime sui 30 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3.